Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Allora, parliamo della partita di ieri sera tra Inter-Chievo. Voglio una partita importante per l'Inter per qualificarsi alla prossima Champions League. Voglio finisce 2-0 per l'Inter. Ovviamente la partita, come tutti da pronostico, l'uno dell'Inter che vince facilmente, voglio, perché con le tante occasioni che ha avuto l'Inter non poteva che vincerla la partita. Sembrava che il pallone non voleva entrare perché fra un palo, una traversa, poi il portiere Bezic, come cazzo si chiama, non so nemmeno un nome per quanto è strano, cioè Sorrentino non c'è più, c'è sto Bezic, come cazzo si chiama? Bellic, pure se è croato, non lo so. Comunque Sasic, insomma c'è sto portiere qui fa parate contro parate, un po' sbaglia l'Inter, fuori dalla porta. Insomma, l'Inter è stata poca concreta, anche essendo poca concreta, quel che conta, voglio, il fatto che accada vinta. L'importante per tutti gli interisti è che avete preso 3 punti, nonostante non avete concretizzato quello che poteva essere di più, perché se finiva 4-5-0 la partita, l'Inter non aveva rubato niente. Diciamo un 2-0 scarso, perché poi il secondo gol arriva quasi nel finale, poi a 10 minuti dalla fine. Bellissimo gol quello di Politano nel primo tempo, ma anche quello di Perisic, niente male. Ovviamente il più bello quello di Politano, voglio. Insomma, il Chievo ha creato pochissimo, l'Inter ha passeggiato proprio, voglio, cioè con un Chievo mezzi giocatori sconosciuti, voglio, chi cazzo sono? Io cioè, magari giocatori che non hanno mai giocato anche a centrocampo, c'è avuto qualche cambio di giocatori. Ovviamente il Chievo non aveva nessun obiettivo, essendo già retrocessa da 7 giornate, quando, insomma nemmeno mi ricordo quando è stata retrocessa, perché comunque era stata una delle prime a essere retrocessa, era già spacciata dal girone di ritorno, voglio, aveva fatto qualche punticino, ovviamente qualche punticino proprio con l'avversario dell'Inter che lottavano per la Champions. Infatti ha fatto andare fuori da questa corsa alla Lazio. Con l'Inter non è riuscito a fare niente, ovviamente l'Inter l'ha messa a KO proprio al tappeto perché ha stradominato questa partita. Niente, poi chiudo. La manovra dell'Inter è stata un po' lenta, è vero, però neanche anche concretizzazione è stata poco lucidi sotto porte e tutte quelle che volete. Quello che importava però all'Inter erano i 3 punti. I 3 punti sono arrivati e l'Inter risorpassa l'Atalanta, ritorna terza. Ora voglio, l'Inter deve giocare a Napoli. Ma per gli interisti Napoli sarà difficile, è vero, anche per noi sarà difficile perché noi non avendo obiettivo, però sto guardando un Napoli che senza obiettivi sta vincendo partite, come posso dire, è più continuo del solito Napoli che magari aveva obiettivi in Europa League, in campionato, che sbagliava a destra e a sinistra. Ora che siamo senza obiettivi, siamo più con la mente libera, sembriamo un'altra squadra, sembriamo il Napoli di inizio stagione, con più continuità. Stiamo avendo più risultati, anche se c'è qualcuno che dorme in mezzo al campo, come Fabio Ruzzi. Il fatto è che l'Inter verrà a giocare a Napoli e non sarà per niente facile per l'Inter, ma nemmeno per noi, perché l'Inter si gioca tutta la stagione in queste 2 partite, perché ovviamente si gioca il posto per la Champions League. Voglio, ci sta che l'Inter viene a fare il colpaccio a Napoli, perché le partite sappiamo come sono strane. Il Napoli ha vinto a Ferrara con la spalla e chissà che l'Inter non viene a Napoli. Ma sul campo con il succedere perché non è da succedere, perché il Napoli deve vincere nonostante l'Inter cerca di confermarsi in Champions League il terzo posto per non peggiorarsi anche come classifica rispetto all'anno scorso che è arrivata quarta. Arriverebbe terza, sarebbe un salto in più che fa l'Inter. Ovviamente noi non potremmo perdere, dobbiamo vincere per vendicarci anche l'1-0 dell'andata. Voglio, forza Napoli, battiamo questo Inter. L'Inter ovviamente ha meritato questa vittoria. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Inter che ha affrontato il Chievo e ha vinto facilmente 2-0 netto. Poteva essere, come ho detto, 4-5-0. Fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video. Voglio, e ovviamente venite sotto il video ed iscrivetevi al mio canale. Buona serata a tutti da Napoliello 87 e Forza Napolese!